L'ho chiamata perché volevo dirglielo, perché mi è venuto d'istinto, perché mi sembrava brutto, che magari fossero stati i carabinieri a averla chiamata. Ho voluto anticipare con una sorta di dolcezza. Una telefonata tra mamme, da una parte quella del sedicenne picchiato in pieno volto con un tirapugni, dall'altra la madre del suo aggressore. Una mamma come me e io non volevo fargli del male, ma volevo anche darle la mia vicinanza, perché mi dispiace sapere che comunque un coetaneo ha fatto del male a mio figlio. Lei è rimasta molto male, ha detto che gli dispiace, che appunto che questo ragazzo frequenta Buzzi e compagnie. La madre della vittima ha sporto denuncia ai carabinieri che le hanno confermato che l'aggressore non è nuovo ad episodi simili. Lo conoscono, sì. Militari che nel frattempo hanno visionato le telecamere della zona. Hanno visto da una telecamera il volto già tumefatto e quindi volevano accelerare i tempi per riuscire a capire dove era successo, per vedere da altre telecamere se ci fosse qualcosa. Dalla donna un appello alle altre mamme. Vorrei che magari si facessero avanti anche da sole, semplicemente anche andare dai carabinieri per dire sì, è vero, in effetti anche mio figlio ha avuto questo, o anche è successo questo, a mio papà è successo questo, a mia mamma è successo questo. Ecco, il cominciare ad andare dai carabinieri per ogni piccola cosa e riportare il bene e buttare via questo male da Mogliano